Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio comunale San Biagio di Villassor per raccontarvi in diretta la sfida fra la San Marco Assemino 80 e la Nuorese, valida per la 14ª e ultima giornata del campionato di eccellenza che, ricorderemo, ha già emesso il suo verdetto. L'Atletico Uri ha vinto il campionato. Adesso ricordiamo anche che siamo in diretta su tutti gli altri campi. Adesso guardiamo la partita. La San Marco attacca da sinistra verso destra, col completo tutto bianco, invece la Nuorese da destra verso sinistra con completo verde e blu. Portieri invece Galasso da una parte col completo tutto rosso, dall'altra parte invece Trini col maglietta grigia e pantaloncini e calzettoni neri. San Marco si schiera con in porta Galasso, il numero 2 Idda, il numero 3 Marongiu, il numero 4 Balistreri, il numero 5 Porcu, il numero 6 Abib, il numero 7 Podda, il numero 8 Sanna, il numero 9 Camba, il numero 10 Mastromarino, il numero 11 Manca. La Nuorese invece si schiera con in porta il numero 1 Trini, il numero 2 Peana, il numero 3 Nurra, il numero 4 Corde, il numero 5 La Pia, il numero 6 De Solis, il numero 7 Usai, il numero 8 Porco, il numero 9 Ragazzo, il numero 10 Coc, il numero 11 Pereda. Ha messo l'arbitro affischiato Federico Isudi dalla sezione di Cagliari. Divertiamoci subito, lancio lungo dalla difesa della Nuorese che trova il capitano, il numero 10 Cocco, che tenta la palla in profondità per Ragazzu, che però è in fuorigioco, segnalato dal guardaline Diego Massa della sezione di Carbone. Dall'altra parte abbiamo Marco Fara di Oristano. Galasso si prende il suo tempo per rimettere la palla in gioco e il passaggio è per Porcu, ma l'arbitro chiede di ripetere perché non era fuori gioco, ma è stato comandato calcio di rinvio. Allora comunque non cambia la musica. Galasso per Porcu, lancio lungo, arriva Cocco prima di tutti, Mastromarino a staccare ma viene anticipato. Comunque Porcu la mette giù e prova a lanciare per le punte, indecisione fra i centrocampisti, fra Porcu e Corda della Nuorese, che comunque riconquista la palla e ritorna indietro da Trini. Ancora Trini per Corda, che alza la testa e vede il capitano Cocco che duetta con Ragazzu, quota 12, capocannoniere di questa ripresa del campionato, l'unico in doppia cifra, 12 gol. Adesso prova a imbastire un'azione d'attacco alla San Marco, senza però successo perché Mastromarino perde palla, ma la riconquista subito e la smista per un suo compagno. Passaggio in profondità, lottano, duellano. Camba, il vice capitano, è uno dei due centrali della Nuorese, fallo di quest'ultimo. Allora riparte la San Marco con Abib, ancora Balistreri per Manca per Mastromarino, Tomancino ritorna dietro per Abib, ancora Abib, alza la testa e torna da Galasso. Galasso che chiede i suoi movimento e la gira per il capitano Porcu, richiede pallone di ritorno che non gli viene dato. Allora Porcu preferisce girarla su Abib, pressato alto. Allora ancora la Nuorese la San Marco preferisce ritornare dal suo portiere e riorganizzarsi con Abib che la gira sulla sinistra per Mastromarino che trova un po' di spazio e prova a lanciare. Camba arriva però in vantaggio, la chiama e la fa su a Trini senza fretta, che i suoi calma e la gira per De Solis. Ancora scambio con il suo compagno, ancora De Solis, il numero 6, ancora scambio con Corda, di nuovo per Trini. De Solis attaccato, rischia tantissimo la Nuorese, ma fortunatamente per loro la palla carambola ed esce. Quindi Trini si incarica del rinvio dal fondo, Trini per suo compagno, la smista. Ancora La Pia, lancio lungo a cercare Ragazzu, fratello di Daniele Ragazzu, ex Cagliari, oggi militante nell'Olbia in Serie C. Anticipato Ragazzu, riprende la Nuorese con una rimessa laterale. Abib attacca Ragazzu con un fallo, però Isu ha ravvisato, l'arbitro Federico Isu ha ravvisato un'irregolarità e batte subito la Nuorese. Fermato però il tentativo da Marongiu che ferma l'avversario in fallo laterale. Ancora la Nuorese però in zona d'attacco. Cocco duetta con un suo compagno, con Usai, ancora Usai che ritorna dal capitano Cocco.
Cocco in profondità per Peana. Mastromarino però capisce, intuisce e chiude tutto ancora. Rimessa laterale per la Nuorese che però ha preso campo, palla lunga all'indirizzo della punta Piredda, palla che torna da Peana che la lascia sfilare, toccata da uno dei due centrali della San Marco. Il cross di Giuseppe verso Ragazzu, la chiama Galasso ma lo anticipa Porcu, però ancora Cocco in mezzo a tre, perde palla, lancio lungo all'indirizzo di Camba, viene messo a terra, subito un richiamo verbale per la Pia che sta andando molto spesso nel corpo a corpo con le due punte. Subito qui Balistreri che smista per Idda alza la testa, guarda chi c'è in aria e la rigira per Porco, il capitano. Si avvicina e la crossa a lui, dove però non ci sono maglie bianche. Si prova a impegnarsi Marongio per tenerla in campo, ma la palla esce a fondo campo. Allora Trini andrà a battere questa rimessa dal fondo. Gli hanno avvicinato il pallone. Passati i primi 5 minuti, ancora 0-0, nessuno squillo per il momento, né da una parte né dall'altra. Bello questo passaggio di Camba all'indirizzo del suo compagno Podda per Sanna, che la riscambia per Podda, che se ne va su Cocco, Podda in mezzo, dove però non c'è nessuno, si impegna. Allora Camba per provare a rigiocarla, ma arriva prima il giocatore della Nuorese. Allora prova il lancio lungo all'indirizzo di Ragazzu, Porcu è in vantaggio, blocca sul nascere l'azione. Attenzione però a Sanna, ancora la gira larga per Podda che salta, il tiro di Podda e finisce al lato. Trini comunque era sulla traiettoria, ha provato a beffarlo sul primo palo, però il tiro alla fine ha colpito l'esterno della rete. Allora la Nuorese, che dopo aver iniziato all'attacco adesso sta un po' subendo la San Marco. Trini la gira per il suo centrale e la gira per Nurra sul lungolinea per un suo compagno. Allora palla lunga, fanno una sportellata il Ragazzu e Cocco, ma alla fine Habib ha il sopravvento e prende il pallone. Mastromarino la rigira per Galasso lunghissimo a cercare, manca, però la palla è troppo lunga, controlla la Pia, la palla esca e allora si riparte ancora dalla rimessa dal fondo. Trini sempre a giocarla all'interno della sua area, all'indirizzo di De Solis, molto alto il pressing della San Marco. Allora De Solis lungo a cercare Piredda e lo trova, attenzione il buco, palla in mezzo e Galasso anticipa in uscita bassa benissimo Ragazzu, ma il buco di Marongiu che stava spianando la strada al vantaggio della Nuorese, senza però squadra di Nuoro che però non è riuscita a capitalizzare questa enorme occasione. Allora qua Sanna la smista ma male, però arriva Porcu, ancora Cocco, provano a duettare, fermato. Allora Sanna ancora per Porcu, ancora Sanna si destrica sulla pressione di Corda. Attenzione un altro buco, prova la San Marco adesso, però viene chiuso Camba da La Pia, che però deve concedere il calcio d'angolo e quindi il primo corner della partita all'8° minuto e per la San Marco. Si incarica Mastromarino della battuta. Non ci sono ancora molte maglie bianche all'interno dell'area, solo 3. Arriva anche Habib, Porcu e Marungiu, ora sono in 6. Allora, il cross basso e preda di Ragazzu, che poi con un dribbling, rischiando tantissimo nella sua area di rigore, l'allarga per il suo compagno, Cocco fermato. Allora Marungiu l'allarga di nuovo per un suo compagno rimasto lì sulla sinistra. Allora Podda in mezzo, la chiusura di Corda in scivolate, allora ancora angolo, si carica Balistreri, stavolta della battuta del calcio d'angolo, salgono le torri della San Marco, palla però messa fuori per Mastromarino che la controlla e la mette in mezzo, deviazione e palla fuori.
Sarà ancora calcio d'angolo perché il giocatore della Nuorese ha evitato guai peggiori. Non è riuscito poi il tap-in ad Habib, che infatti si è disperato. Stavolta andrà Mastromarino dalla bandierina, probabilmente uno scambio corto, infatti è così con il suo compagno, palla messa in mezzo, salta Porcu che la prende, messa a terra, ma non c'è niente per l'arbitro. Allora riparte la Nuorese in campo aperto, palla per Cocco, il capitano lunghissimo. Ottimo lo scambio con la Pia, ma c'è fuorigioco di Usai trovato dal lancio di Cocco. Quindi viene stroncata sul nascere questa potenziale palla gol per la Nuorese. Dà indicazioni Galasso alla sua difesa per evitare che possano prendere altri contropiedi così pericolosi da calcio d'angolo. Allora Balistreri per Sanna, la gira per Manca, che poi prova il filtrante all'indirizzo di Camba senza però riuscire a trovarlo. Subito lungo il pallone per Usai, che sulla fascia punta Habib. Usai prova il tiro, Usai fermato da Habib, ma la palla ce l'ha ancora la formazione nuorese. Il cross è facile, preda di Porcu che la gira di testa per Habib, attaccato Habib da Usai, che si va a prendere questa rimessa laterale in zona d'attacco. Vediamo che la Nuorese viene da una pirotecnica sconfitta per 3-4 sul campo dell'Ossese, in casa contro l'Ossese. Prova la ripartenza la San Marco, palla smistata da Manca per il suo compagno Sanna. Sanna che trova ancora Podda in mezzo a due, si va a prendere la rimessa laterale, chiuso tutto Nurra. Si incarica invece Idda della battuta. Idda a lungo, ma la prende il giocatore della Nuorese, poi Cocco sempre contro Idda, messa a terra, non c'è nulla per l'arbitro. Allora Balistreri, lunghissima, suo cross è fuori, non ci può arrivare Camba, qui al cui indirizzo era stato lanciato quel pallone. Allora Trini ancora con una circolazione dal basso, spizzata la palla di Idda, da Idda. Sarà fallo laterale per la Nuorese. In zona d'attacco Piredda lascia l'incarico al suo compagno Nurra. Ragazzu chiede subito il pallone, ma Nurra non lo trova. Ora sì, eccolo qua, Ragazzu dà aria alla manovra trovando Usai, che manda a vuoto Mastromarino. Usai ancora braccato da Mastromarino, sempre Usai in mezzo, il pallone rimbalza male per Cocco che non riesce a concludere, chiuso da Porcu. Rimbalzo strano del terreno, ha ingannato l'attaccante della Nuorese. Allora qui Corda riorganizza la fase offensiva con De Solis che la lancia lunga a cercare Usai, però il suo lancio è sbagliato, palle in fallo laterale e se ne incarica Mastromarino che la gira dietro per Habib. Testa alta per Habib che riparte da Mastromarino, ancora scambio fra i due. Habib in mezzo trova la sua punta che la scambia con Balistreri. Balistreri per Camba. Camba punta, ne salta uno, lo salta una seconda volta, il tiro, deviazione. La palla arriva sporca, facile facile, fra le braccia di Trini. Ora Trini allora per De Solis. De Solis per Peana, lungolinea per Piredda. Piredda 1-2 con il suo compagno della Ragazzu, Cocco. E ancora Ragazzu, cercato invece Piredda, attenzione, si allunga troppo il pallone, non esce Galasso, Piredda in mezzo, chiuso da Idda. Altra potenziale palla gol non sfruttata a dovere dalla Nuorese. Piredda ha provato il cross basso ma è stato chiuso dall'avversario. Adesso Cocco si incarica del primo corner per la Nuorese col destro. Andrà il capitano a batterla. Salgono le torri della Nuorese, palla in mezzo di Cocco direttamente in porta. Galasso con i pugni allontana e concede una nuova opportunità dalla bandierina per la squadra verde-blu.
ancora Cocco, sistema con cura il pallone e va sempre in mezzo, sempre verso Galasso che l'allunga per evitare guai peggiori. Allora Manca prova a ripartire, palla per Marongiu che la controlla male, chiusa dall'altro numero 3 Nurra che la gira per Peana, a sua volta ritorna da Trini e allora si riorganizza la manovra offensiva della Nuorese. Trini di nuovo per Peana, Peana di nuovo per Trini, giro palla in difesa per la Nuorese, De Solis per Corda che la allarga per il suo compagno, ancora De Solis attaccato stavolta da Podda, la gira per Cocco che viene anticipato da Idda, palla che finisce fuori dal campo sugli spalti. Che è un'altra palla che arriva nell'indirizzo del numero 3 della squadra ospite di Nurra. La Nurra chiede un movimento ai suoi compagni e lo trova, però errore qua di Corda. Comunque va a riprendere il pallone su Podda che glielo risoffia. Attenzione Podda, punta De Solis in mezzo. Chiude tutto il difensore della Nuorese. Poi Piredda prova a uscire da una situazione abbastanza complicata con un dribbling, perde il pallone. Attenzione allora ancora la San Marco, provano a duettare le due punte, saltano a vuoto però la Pia e il suo diretto avversario. Allora il ragazzo trova palla e la smista per Piredda, Piredda che prova l'incursione, braccato da Sanna. Poi Cocco cercare proprio Ragazzu, ottimo Galasso, ma era in fuorigioco Ragazzu, ottima uscita di Galasso che poi si va a scontrare con il suo avversario, il numero 9. Ragazzu, ricordiamo, quota 12 gol per lui da quando è ripreso il campionato di eccellenza, che oggi è arrivato all'ultimo atto, questa è l'ultima partita. Poi un po' di riposo per le due formazioni che programmeranno la stagione successiva. Pallone per Porcu, il capitano, datogli da Galasso. Balistreri, mezza 2, sbaglia, allora Cocco si accentra, prova il tiro! Palla che sfiora l'incrocio dei pali di Cocco con Galasso immobile. Non sarebbe mai potuto arrivare. Ottima questa conclusione del capitano della Nuorese, che però non ha centrato il bersaglio grosso. Solo uno spavento per Galasso. Galasso che poi riprende e la gira per Habib. Habib per Mastromarino che la controlla, braccato subito da Usai. Tiene il pallone in campo e allora Habib prova una percussione centrale e poi la scarica per Sanna, attaccato da dietro per Idda. Ancora Idda, prova a puntare Piredda, la rigioca per Sanna che l'apre dall'altra parte per Mastromarino che ha tutto il campo davanti e poi prova un cross di controbalzo. Facile preda di Trini che la chiama e la fa sua, scortato nell'uscita da uno dei suoi due difensori centrali. Riprende dal basso con un pallone per Corda. Corda all'indirizzo del capitano Cocco che sta giocando tantissimi palloni in questo avvio di gara. Allora Usai, visto e premia la sovrapposizione del suo compagno, però viene chiusa da Habib che la gira per Mastromarino. Mastromarino ancora punta su quella fascia, cerca il filtrante per Camba, è in vantaggio però la Pia che la fa sua. Poi torna da Trini per De Solis e di nuovo la Pia. Gli si fa incontro Porcu ma preferisce rigiocarla per il suo portiere. Chiede di abbassarsi a De Solis e ancora a Trini, ancora De Solis. Questi primi 17 minuti ritmo molto blando, a parte qualche acuto della Nuorese che poco fa ha sfiorato il gol del vantaggio. Allora Sanna, dopo un invio sbagliato da parte della difesa, Sanna per Balistreri, Balistreri per Habib, prova a imbastire un'azione d'attacco la San Marco. Balistreri per Manca che si gira, prova il filtrante per Camba, ma attenzione dall'altra parte il ragazzo che sembra essersi ripreso dopo lo scontro di qualche minuto fa con Galasso. Per Cocco che salta Balistreri e poi la allarga, cercare Piredda che prova a tenerla in campo però senza risultati. Palla che si spegne in fallo laterale. Allora Idda da quella parte per Porcu.
la smista per Habib che si è allargato con Mastromarino che è salito. Poi a livello dei centrocampisti ha cercato in profondità Kamba da Habib, la sua posizione di Mastromarino non premiata, comunque duetta con uno dei suoi centrocampisti, ha trovato Mastromarino che si gira, punta alla porta e poi torna indietro da Marongiu. Marongiu ne salta uno, Marongiu si fa incontro contro Trini, Marongiu, ottima percussione di Marongiu, chiuso però all'ultimo in fallo laterale da De Solis. Ottima serpentina, il numero 3 della San Marco, però ha portato solo un calcio d'angolo, di cui si incarica sempre Mastromarino, il numero 10 della San Marco. Lui che parte come esterno, quest'anno ha giocato molto spesso come terzino, di traiettoria a uscire per il mancino puro di Mastromarino. L'arbitro però va a redarguire alcuni giocatori, ha visto troppi abbracci in area di rigore e allora va a catechizzare soprattutto la Pia e il suo diretto avversario. Chiama lo schema Mastromarino, palla bassa, viene sventato però il corner. Comunque la San Marco continua a essere in fase offensiva. Allora Balistreri ne salta uno, prova a saltare il secondo, palla riconquistata e lunga per Ragazzu. Marongiu al posto giusto nel momento giusto ferma tutto. Ancora Marongiu che la allarga per Sanna, rimasto dietro dal calcio d'angolo. Ora si fa incontro a Balistreri ma la riprende da Galasso che la rigira poi per Sanna. Ancora Sanna per Balistreri, Balistreri ancora per Sanna, giro palla sterile, poi Sanna lungo, Peana con una finta manda a vuoto l'attaccata della San Marco e rinizia per Trini che trova Corda in mezzo alle linee, Corda che la smista poi per ancora Peana. Peana poi vede Porù che gli si fa incontro ma preferisce andare da Corda, che stavolta la rigira per De Solis. De Solis poi di nuovo per la Pia che riparte da Trini, pallone un po' sporco, comunque riesce a gestire bene il portiere della Nuorese, riesce qui a uscire, però controlla male Piredda e allora Idda con le mani la gira subito per Balistreri. Balistreri per Habib, gli sarà fatto incontro Mastromarino che riprende la sua posizione largo a sinistra, tra Mastromarino, scavetto all'indirizzo di Manca che riesce a controllarla e a saltare il suo diretto avversario. Allora Mastromarino in velocità sulla fascia inciampa, riprende subito la corsa e poi viene fermato in fallo laterale da Peana che poi si lamenta con un suo compagno. Mastromarino riprende la sfera, si avvicina alla linea del fallo laterale e la gira per Habib. Habib in mezzo a cercare Kamba. Trini la chiama, la lascia sfilare e riparte con una rimessa dal fondo. Ancora Trini allora per il suo compagno. Ritmi molto molto bassi, fa anche molto molto caldo nonostante il vento, a mitigare un po' il sole. Veramente le due squadre stanno risentendo di questo fatto. Qua Idda, ottimo in contrasto per Podda. Podda ancora per Idda, scambio sulla fascia, braccato da De Solis. Idda a prendere il calcio d'angolo, fermato da De Solis con una scivolata. Allora salgono ancora le torri della San Marco, per il momento solamente 3 le maglie bianche in aria. Sta facendo avanti anche il capitano Porcu insieme all'altro centrale Habib, mentre rimane dietro Sanna, si avvicina alle panchine forse per dissetarsi, no, però vediamo un giocatore dell'Annuorese dissetarsi, appunto le alte temperature di oggi rende il ritmo della partita abbastanza blando, ma qua c'è sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto dalla San Marco, è stato il fallo ravvisato dall'arbitro, verità abbastanza corretta fino a questo momento. Adesso Porcu prova a velocizzare l'azione dei suoi. Porcu con uno strappo la gira per Corda. Corda di prima con l'esterno a cercare il ragazzo che è sempre sul filo del fuorigioco, è sempre oltre di poco, però sempre oltre. E ancora l'assistente numero 1 Diego Massa della sezione di Carbone ravvisa il fuorigioco
Habib Porcu, lungo, cercare Kamba, ma fa buona guardia alla Pia, che poi la gira per Peana. Peana ancora contro Kamba, riesce a disimpegnarsi col suo compagno la Pia. De Solis sbaglia, però attenzione, il tiro e il gol di Podda, 1-0 della San Marco. Errore in fase di disimpegno della difesa della Nuorese. La Pia, passaggio troppo pigro per De Solis, e si avventa prima di tutti Podda, che va a infilare Trini, incolpevole. 1-0. Della San Marco. Vanno tutti a complimentare con l'autore del gol, numero 7. Galasso dà subito indicazioni al giovane Idda, il numero 2. Segnato allora Podda al 23esimo del primo tempo, 1-0 della San Marco. Attenzione, perché ha accusato il colpo la Nuorese, che adesso sta un po' sbandando. Passaggio però sbagliato di Podda all'indirizzo di Manca della punta. Allora, viene fermato, riprende il giro palla da dietro della Nuorese con un po' di paura, però dopo l'errore precedente. Allora Cocco si fa sempre incontro e la gira stavolta per De Solis, che prova il lancio all'indirizzo di Piredda, che la spizza. Per Ragazzu ha perso anche una scarpa. Piredda che continua comunque a giocare, adesso se la rimette. Qua salta il pressing di Kamba, il numero 10 della Nuorese Koch. Allora Trini è uscito dal campo, Piredda per rimettersi lo scarpino destro che ha perso durante il contrasto aereo con Idda. Allora attenzione alla Nuorese, che prova ancora a sfondare a destra, ma fa buona guardia a Mastromarino, che poi trova il suo diretto avversario, chiede qua a Piredda di rientrare, gli viene concesso. Cioè attenzione ancora, Podda contro Nurra, forse con un fallo recriminano così i giocatori della San Marco, però l'arbitro non è dello stesso avviso. Allora Trini lungo a cercare Cocco, che sbilancia Balistreri, ma alle sue spalle fa buona guardia Porcu, il capitano della San Marco, per Mastromarino. Il velo di Manca a cercare il suo compagno Kamba, trova però solo Trini, palla scortata al portiere da la Pia. Qua è rimasto a terra Usai, che adesso si rialza. Non urge l'intervento dei sanitari, però comunque c'è il cooling break, i giocatori si dissetano. Noi ricordiamo il punteggio: 1-0 per la San Marco a Semini, ha segnato il numero 7 Podda dopo un disimpegno sbagliato di La Pia, che un passaggio troppo pigro all'interno della sua area, all'indirizzo di De Solis, ha facilitato il compito del giocatore della San Marco. Gli altri risultati dagli altri campi: abbiamo il Castiadas che sta pareggiando 1-1 contro l'Atletico Uri, invece ieri alle 18 ha giocato l'Ossese stravolgendo il Bosa con un perentorio 5-0, e invece domani alle ore 16 giocherà il Guspini in casa contro il Portorotondo. Ricordiamo invece quanto sono finite le partite, il turno scorso per le due compagini che oggi si sfidano. La Nuorese, che ha perso 3-4 in casa contro l'Ossese, invece la San Marco che ha perso fuori casa contro il Portorotondo per 3-1. In questo momento la San Marco è settima, penultima, con 10 punti, la Nuorese invece sesta con 11 punti, superata dal Portorotondo. Ricordiamo anche che la Nuorese ha subito una dura penalizzazione che ha sicuramente reso più difficile il cammino verso il vertice per la squadra allenata da Marco Sanna. Riprendono allora i giocatori, c'è un cambio, esce il numero 7 Usai ed entra al suo posto il numero 24 Pinna, quindi cambio obbligato. Usai non riesce
a stare in campo. Il suo posto dentro appunto il numero 24 Pinna. Prenderà il suo posto largo sulla destra. Questa alla mezz'ora di gioco. Questo riprende dopo cooling break. Comunque Trini la gira per De Solis e riprende il giro palla blando della Nuorese da dietro. Eccolo qua subito. Si fa vedere il nuovo entrato, il pallone invece è lungo per Piredda che si impegna per evitare che la palla esca sul fondo. Piredda che però non riesce a evitare la rimessa dal fondo. Invece sì, perché riesce a toccarle, a mandarle in fondo laterale, quindi può rimanere in pressione la Nuorese vicino alla porta di Galasso. Furbescamente qua Piredda l'ha toccata in fallo laterale, spende un po' di metri. Ida, lancio lungo, saltano le maglie bianche e infatti il pallone, la rimessa laterale è per la Nuorese. Si incarica Nurra che la gira per il nuovo entrato Pinna che cerca una delle punte senza però grandi risultati. La palla che arriva a Galasso che la gira per Habib. Habib a testa alta, non ha ovviamente fretta la San Marco che potrebbe ritrovare la vittoria, la sua seconda vittoria in campionato. La prima è arrivata contro il Bosa nel precedente campionato. Ricordiamo che l'Eccellenza è stata fermata, poi è ripresa con meno squadre per l'emergenza sanitaria che purtroppo ci sta da più di un anno sconvolgendo le vite. Tanto Piredda contro Ida, Piredda prova ad andarsene, sposta la palla, messo a terra, non c'è fallo per l'arbitro, è rimessa laterale per la San Marco. Non ha ravvisato il contatto falloso del quale sta lamentando Piredda. Allora Ida lungo a cercare Podda, ma c'è il cambio fallo, quindi adesso la rimessa laterale è per la Nuorese. Si incarica Nurra della battuta, ingenuità del numero 2 Ida che ha commesso un'infrazione. Allora rimessa laterale per Cocco, attaccato da Sanna, ancora Cocco col mancino in mezzo, fa buona guardia a Ida e la mette fuori, palla che esce dal campo. Comunale, vediamo San Biagio di Villassor, palla che non riesce a rientrare in campo. Ora sì, sono arrivati addirittura due, una dalle panchine e l'altra dai tifosi che sono posti all'esterno dello stadio. Allora Cocco, sempre da quella parte, si incarica della battuta con una... darà un giro a rientrare ed è così, ci prova la Nuorese. Ancora calcio d'angolo però fermato. Scambio stretto con Pinna. Pinna col mancino in mezzo, Galasso la lascia sfilare, però si avventa Ragazzo su quel pallone. Ragazzo che cerca il suo compagno Corda che blocca però la ripartenza della San Marco. Attenzione che comunque riparte qua, chiedono fuorigioco che però non è ravvisato. Ora sì, fuorigioco di Marongiu. Qua Marco Fara della sezione di Oristano, il secondo assistente dell'arbitro Federico Isu di Cagliari, non ha sollevato immediatamente la bandierina anche se il fuorigioco pareva netto. Riprende la Nuorese col suo giro palla. Trini per Pinna che ha preso la zona centrale del campo. Pinna col mancino prova ad andare in lungo e trova in effetti Piredda. Adesso è un 4-2-4 quello della Nuorese. Intanto qua Podda prende le spalle di Nurra, deve fare guardia a De Solis che scorta il pallone fuori dal campo. Dopo il corpo a corpo con per il momento l'autore del gol del vantaggio della San Marco, Podda. Allora Trini la mette per la Pia. La Pia ancora verso il suo compagno, ma Mastromarino anticipa Porcu. Allora ancora Mastromarino, il cross la lascia ancora sfilare De Solis, convinto che alle sue spalle ci fosse il suo compagno. Effettivamente così, ma ha rischiato molta attenzione a Balistrieri che prova ancora con una serpentina a entrare in aria, fermato da un ottimo intervento del solito De Solis. Mastromarino ha messo, sembra, la San Marco padrone del campo con la Nuorese che ha accusato sia il caldo che il gol dello svantaggio. Allora Ragazzo prova a inventare, non riesce a passare, attenzione però perché un rimpallo potrebbe favorire i giocatori di Nuoro. Habib va a mettere in fallo laterale. Allora Cocco
la gira per il suo compagno Porcu. Allora ancora Cocco dopo uno scambio il numero 24 Pinna. Peana si carica della battuta. Adesso Pinna che ha preso il centro del campo, ribadisco, modo col quale si schiera la Nuorese, un offensivo 4-2-4. ed attenzione qua Cocco che la mette in mezzo, però palla che si spegne sul fondo campo. Galasso con tutta calma va a prendere la sfera per porla sul limite dell'area piccola, lascia però il compito a Porcu, il capitano. Qua si lamentano i giocatori della Nuorese per delle perdite di tempo. Vediamo Cocco che sta prendendo con l'arbitro, braccia larghe. Porcu prende tutto il tempo possibile e la lancia lunghissima a cercare Sanna. Ottimo contro De Solis. Allora Piredda chiede un fallo di mano di Podda, e finente così. Allora Pinna si incarica della battuta di questo calcio di punizione, non permette a Podda di batterlo rapidamente e poi trova subito Cocco. Allora Cocco per Ragazzu, di nuovo per Pinna, subentrato al 28esimo per Usai infortunato. Attenzione qui, Habib lungo, trova l'arbitro che deve da quest'anno ridare il pallone alla squadra che ne era in possesso prima del suo tocco. Infatti la ridà al capitano della San Marco, Porcu, che la gira per Habib per Mastromarino, ancora Mastromarino per Balistreri, lunga a cercare e a trovare Camba che fa la sponda per Manca lunghissimo, ancora a cercare Podda che ha preso le spalle di Nurra, palla però troppo lunga, non riesce ad arrivarci il numero 7. Allora Trini riprende con la rimessa dal fondo, ancora Trini per la Pia invece per Corda per De Solis di prima per Nurra che prova a saltare Sanna, a sua volta attacca fallosamente però Pinna che ancora prende qualche metro rispetto a dove è avvenuto realmente il fallo e si lamenta perché nessuno dei suoi compagni fa movimento. Allora Cocco gli si fa incontro contro Sanna, ancora Cocco messo a terra con un fallo, il secondo nel giro di pochi minuti per Sanna. Allora Cocco subito per Pinna cercare Piredda e qua Porcu con un brivido la fa sua. Porcu attaccato da Piredda però che caparbiamente gli riprende il pallone, non c'è nulla per l'arbitro. Allora palla lunga di Porcu, Podda, ancora Podda attaccato, c'è il fallo, caos, viene richiamato il numero 3 della Nuorese Nurra, reo di essere entrato con il piede un po' alto c'era una mischia di 4 giocatori delle rispettive squadre, 2-2. Porcu la gira per Balistreri, allora Balistreri lungo ancora per Sanna che la stoppa e da solo senza marcatura. Allora Podda attaccato subito da dietro, il fallo di Corda su Podda, qua Corda richiamato anche dal suo portiere Trini, chiede spiegazioni il numero 4 della Nuorese, qua vuole velocizzare Balistreri le operazioni con Mastromarino, il numero 10 che si è buttato nello spazio, ne chiede 2 in barriera. Trini adesso si stacca Porcu che va a occupare il limite dell'area, solo uno in barriera ed è l'autore del fallo, il numero 4 Corda, forse è un po' vicino il giocatore della Nuorese, infatti si allontana, l'arbitro chiede di allontanarsi, poi fa battere la punizione. Balistrieri in mezzo nella mischia, salta più alto di tutti e c'è il gol
di Balistreri, non l'ha probabilmente toccata nessuno, e allora raddoppia la San Marco direttamente su calcio di punizione col numero 4, ingannato Trini dal movimento degli avanti della San Marco. C'è il 2-0 firmato Balistreri, punizione perfetta che ha beffato l'estremo difensore della Nuorese, e dopo il rimbalzo si è infilata sotto la traversa. Allora San Marco a Semini 2, Nuorese 0. La Nuorese stava soffrendo già prima, immaginiamo il contraccolpo adesso, psicologico anche, per la squadra di Marco Sanna. Qua ha anticipato Cocco regolarmente secondo l'arbitro. Balistreri, qua attaccato Marongio alle spalle, se ne va comunque a Pinna. Ancora Marongio, lascia la Pinna, Marongio ne salta 2, 3, messo a terra da numero 4 Corda. Attenzione a Corda perché ha già causato un calcio di punizione letale per la Nuorese. Si incarica della battuta Mastromarino, che si è fatto dare il pallone, potrebbe anche col suo mancino cercare la conclusione. Trini ne chiede 3 in barriera, 2 in barriera per Trini, a cui si aggiunge anche il numero 8 Porcu. Sono Piredda, Ragazzu e Porcu. L'arbitro stavolta fa rispettare la distanza. Prima in effetti sembrava Corda nella prendente punizione piuttosto vicino al punto di battuta. Mastromarino chiama uno schema e conta i passi. Ora l'arbitro va a redarguire Trini. L'arbitro parla con Trini, ma non riusciamo a capire il motivo di questa ammonizione verbale. Poi Cocco va anche a parlare con l'arbitro, il signor Federico Isu. Allora Mastromarino, che ha chiamato precedentemente lo schema, 2 fanno da barriera aggiuntiva. Allora Mastromarino, alto sopra la traversa. Trini comunque sembrava in traiettoria, riprende il giro palla della Nuorese con De Solis, che prova ad andare da solo, poi lancia per Ragazzu che non si capisce con Cocco, palla che viene fatta preda di Habib, ma subito il lancio ancora all'indirizzo di Ragazzu che la spizza per il suo compagno che scivola. Poi ancora Porcu, bracca Habib, va a commettere fallo. Gioco molto spezzettato, ma subito Mastromarino per il suo compagno Balistreri. Allora Balistreri ancora la scucchiaia per Camba, che ancora va a duellare con i difendenti della Nuorese. Qua attaccato Balistreri, e poi va a commettere fallo sul numero 5 della Nuorese, sulla Pia. Battuto subito questo calcio di punizione qua, Ragazzu messo a terra da Porcu. Si sta giocando veramente poco in questi minuti dal gol del 2-0, gioco molto spezzettato. Allora qua Cocco sistema il pallone e la gira per il suo compagno. Peana la mette in mezzo subito, Galasso così e Ragazzu non riesce a spingere in rete, ma ce l'ha sempre fuori gioco di Ragazzu, e intanto è rimasto a terra Galasso. Sembrano crampi per lui. Vediamo il suo compagno va a sincerarsi delle sue condizioni. Qua Ragazzu invece si sistema i calzettoni. È cambiato nel frattempo negli altri campi il risultato. Il Castiadas sta perdendo 2-1 contro l'Atletico Uris. Vediamo, il Castiadas sta giocando in casa 1-2 contro la capolista, nonché vincitrice di questo campionato di eccellenza, l'Atletico Uri. Qua Galasso, problema muscolare per lui, ma comunque sembra poter tranquillamente continuare a giocare. Infatti è così. Sempre Porcu sul punto di battuta, invece è Galasso che chiama a sé
Balistreri e gioca il pallone. Balistreri che poi va lunghissimo a cercare Camba, palla spazzata dalla difesa della Nuorese, su cui si avventa però per primo Marungiu. Ancora Marungiu che mette a sedere a terra il numero 4 Corda. Fair play fra i due che si danno la mano dopo lo scontro. Fallo a favore della Nuorese quando siamo entrati nel 44esimo minuto. Quindi l'ultimo, la Nuorese può provare uno degli ultimi assalti di questo primo tempo. De Solis va lungo, cercare Piredda trova Cocco, viene attaccato da Podda, Cocco contro Idda, ancora Piredda, si fa contro e riesce a smistarla per il suo capitano Cocco che prova a entrare in aria fermato, però dal suo avversario che gli fa carambolare il pallone addosso. Allora rimessa laterale per la San Marco, si incarica Idda, la gira per Porcu, lunghissimo, a spazzarla, cercare il suo compagno, attenzione qui alla Pia, attaccato da Manca, qua con calma Trini, che ricordiamo ha iniziato la stagione al Budoni, poi dopo lo stop del campionato e la successiva ripresa si è trasferita alla Nuorese. Intanto qua c'è il fallo di Porcu contro Mastromarino, non segnato subito dall'arbitro, che proprio mentre Porcu si apprestava a puntare la porta in superiorità numerica, c'erano 4 attaccanti della Nuorese contro 3 difensori della San Marco, ha fermato il gioco con il lamentele da parte soprattutto di Ragazzu del numero 9, che chiede di velocizzare la ripresa del gioco. Qua si rialza anche Mastromarino, un po' dolorante dopo lo scontro che è avvenuto. Habib si incarica della battuta, la gira per Balistreri per Porcu, ancora Balistreri, di nuovo per Galasso, che sembra essersi completamente riprese qua sulla pressione di Ragazzu, la spazza, palla che è facile preda di Peana, allora per Corda che la gira per Porcu, ancora Corda che prova a passare, viene fermato in scivolata da Mastromarino, ma la palla ce l'ha ancora Corda per Peana, la gira per la Pia e la Pia ritorna da Trini, lunga, alta, troppo per Nurra, che la può solamente guardare mentre si spegne sul fondo. Siamo oltre il 45esimo, l'arbitro ha segnato dei minuti di recupero. Allora qua De Solis va a fare buona guardia sul suo avversario, su Camba, il vice capitano della San Marco. Cenno di intesa fra i due, l'arbitro che va a redarguire Camba, arbitro che cerca molto il dialogo con i giocatori, ancora non è stato ammonito nessuno né da una parte né dall'altra. Riprende il giro palla con Peana, prova a lanciarsi da solo, non gli si fa incontro nessuno. Allora Peana continua, ha messo a terra ed eccolo qua, l'abbiamo chiamato, arriva probabilmente il primo giallo del match ed è così, il primo giallo per il numero 11, manca il tempo scaduto, siamo al 47esimo minuto, il primo giallo della partita. Uno schiaffo, attenzione, si stanno scaldando gli animi fra i due compagini. La Nuorese è molto nervosa per essere sotto nel punteggio, la San Marco invece che fa il suo gioco, ovvero sia innervosire gli avversari affinché non riescano a riorganizzarsi per imbastire potenziali azioni offensive. Cocco ancora si incarica della battuta, allora sarà probabilmente l'ultima possibilità per la Nuorese di accorciare le distanze per nessuno. Palla in calcio d'angolo, fischia 2 volte l'arbitro. Allora finisce così il primo tempo, breve spot per noi e poi ci risentiamo fra un quarto d'ora per l'inizio del secondo tempo. Siamo di nuovo in diretta
dallo stadio comunale San Biagio di Villassor per il secondo tempo di San Marco Assemino 80 Nuorese. Ricordiamo i padroni di casa in vantaggio per 2-0 con i gol di Podda e Balistreri. San Marco adesso completo sempre bianco che attacca adesso da destra verso sinistra e la Nuorese attacca da sinistra verso destra con il suo consueto completino verde e blu. L'unico cambio, lo ricordiamo, al 28esimo del primo tempo forzato, è entrato Pinna al posto di Usai infortunato. Adesso riparte il secondo tempo. Perde subito il pallone velenoso Balistrieri. E qua il ragazzo prova a districarsi in mezzo a 2-3 e dà aria alla manovra trovando Peana. Questa volta lancia Porcu sulla sua verticale. Allora Porcu punta Mastromarino. Porcu fermato dal numero 10 della San Marco. Adesso lo sfida e riparte dietro ad Habib. Habib ancora per Mastromarino, sempre sull'auto di sinistra, palla lunga che trova il numero 9 Camba, attaccato e messo a terra in maniera irregolare da Lappia. Ricordiamo colpevole di un passaggio troppo pigro all'indirizzo del suo compagno di reparto De Solis, sul quale si è avventato Podda per sbloccare il risultato. Mastromarino la rigira per Habib. Habib lunghissima, invece no, finta e la dà a Mastromarino, a sua volta per Marongiu. L'1-2 con il suo compagno manca, attenzione. Il tiro di Marongiu, deviato, è andato a chiudere De Solis. Il tiro a botta sicura di Marongiu, che era in proiezione offensiva dopo l'1-2 con Manca e la mancata chiusura di Peana, che ha provato ad andare in scivolato. Allora Balistreri si incarica del primo corner della partita. A San Marco che inizia in questo secondo tempo con un piglio diverso rispetto a come ha finito il primo tempo. Qua andrà Balistreri col mancino, traiettoria a uscire, in mezzo all'area salta Bib che non la prende alle sue spalle, un suo compagno il capitano Porco che però la spara alta e allora Trini riprende, stavolta con un lancio lungo, abbandonato la classica giocata con i suoi due difensori centrali. Adesso cambio di gioco di Piredda all'indirizzo di Ragazzu che non ci può arrivare, lascia che il pallone esca e applaude comunque l'intenzione del compagno. Ancora si chiede che il pallone venga rimesso in campo, adesso ce ne sono due addirittura, uno è fra le mani di Galasso, l'altro viene messo fuori dal Ragazzu. Riprende Galasso con Porcu lungo, il capitano a cercare Sanna che la mette giù, attaccato da Peana che poi prova a far correre Camba che è più veloce di Lappia. Attenzione a Camba, entra in aria Camba, prova il tiro, palla fuori, palla incredibilmente fuori, non è riuscito a avere un tiro pulito, a centrare lo specchio della porta, aveva preso benissimo alcuni metri alla Pia che era comunque partito prima e a Peana. Qua Trini stavolta riprende col giro palla con i suoi difensori, la Nuorese, le urla di Trini per dar guida ai suoi, qua di prima errore del numero 4 Corda che spalanca la strada a Marongiu che la scucchiaia per Corda, per Camba, però si è visto il pallone carambolare sulla schiena, allora la Nuorese può imbastire una nuova azione offensiva con il numero 24 Pinna. Abbiamo entrato al 28esimo del primo tempo al posto di un infortunato Usai. Adesso De Solis lunghissimo, cercare sulla sua verticale Piredda, era chiuso da Idda dopo uno scambio col capitano Cocco, si incarica proprio dalla battuta e poi lascia a Pinna l'incarico, si guarda intorno e trova Corda che la scodella di prima per Ragazzu che esce dalla marcatura, ancora contra Bib, messa a terra, calcio di punizione per la Nuorese. Ragazzu è stato steso dal numero 6 della squadra di casa Habib.
Adesso al suo bel da fare Galasso per sistemare la barriera. Si carica della battuta come al solito il capitano, ricordiamo, carica della battuta il numero 10 della Nuorese, il capitano Cocco. La Balestrini ne vuole 3 in barriera, si allarga. Il numero 8 ha dato una sostituzione, esce. Il numero 8 esce, Porcu è al suo posto, dentro. Il numero 17, Santoro, che va a prendere posto subito in aria. Allora, fuori Porcu e dentro Santoro per la Nuorese. Allora Cocco, le ultime indicazioni per la difesa da parte dell'arbitro, che adesso fischierà. Allora parte Cocco direttamente in porta, palla che sfiora la traversa. Galasso sembrava sulla traiettoria, la palla che comunque esce di poco, alta sopra la traversa. Galasso la gira per il suo compagno Habib. Habib poi per Balistrieri, che con esperienza, con classe, lancia lunga e trova però Peana che a sua volta la gira per il portiere Trini. Trini lungo per Peana. Peana a campo a prendersi e cerca Pireda dall'altra parte, controllo difettoso col mancino e lo chiude Idda, palla che esce. Allora Galasso può riprendere il gioco, può far riprendere il gioco. La gira per Porcu lungo a cercare Sanna, che stacca di testa, prova a spizzarla all'indirizzo di Camba, che però viene anticipato, però la palla torna alla squadra di casa. Ora combatte Camba e esce da una situazione districata 1-2 con il suo compagno Podda, la prende però chiude tutto a corda, viene messa a terra. Allora viene calcio di punizione per la Nuorese, che la gioca subito per Peana, per Nurra. Allora, la rigira per Trini, che la apre per la Pia, chiede 2 tocchi Trini. La Pia invece fa di testa sua e va dal suo centrocampista centrale Corda. Allora la Pia ancora si intestardisce in un dribbling, un altro, e poi la scarica per Peana, il suo lungolinea trova Santoro, che però sbaglia il tocco. Allora ancora Santoro contro Mastromarino, che se la cava. Un passaggio un po' pigro di Habib, che poi ancora Mastromarino trova il centro e qua se ne va benissimo Podda, che poi prova a cambiare gioco bene per il suo compagno, chiuso però dall'ottima diagonale difensiva di Nurra, che poi chiede aiuto a Trini, che gliela rigioca. Allora prova a uscire in palleggio la Nuorese. Ancora però giro palla sempre con difensori e portiere, non trova un vero e proprio sbocco offensivo la squadra ospite. Allora qua la Pia per Ragazzu contro 2-3, ancora Ragazzu, ancora fermato da Bib, si ferma e si lamenta per un fallo che però non viene ravvisato dall'arbitro. Allora prova a ripartire la San Marco con Podda su quella fascia, lascia lì Pinna, che poi rinviene su di lui e lo ferma e lo costringe a rigiocarla all'indietro verso Idda. Idda saltato, poi viene chiuso benissimo, è rimasto però a terra. Attenzione, non si ferma però la Nuorese, con Idda che rimane ancora contuso a terra. Palla che è uscita dal rettangolo verde. Adesso l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del terzino destro della San Marco, Idda, che è rimasto a terra dopo la scivolata di Corda, mi è apparso. Poi qua andiamo dall'altra parte, Cocco, che per far riprendere velocemente la ripresa del gioco va a prendere il pallone e lo avvicina a Sanna. Ora è uscita in fallo laterale, ghiaccio spray per il giovane terzino della San Marco, che viene accompagnato fuori dal medico della squadra
Allora può riprendere il gioco il signor Federico Isu, fa indietreggiare Sanna e permette la ripresa del gioco. Il Sanna lunghissimo, cerca il suo compagno, a spallata e il fallo di Nurra, quindi permette ancora alla San Marco di poter continuare il suo gioco di perdite di tempo. È rientrato Idda, ha ripreso il suo posto sull'auto di destra. Porcu chiede ai suoi di salire per un lancio lungo. Vediamo, Camba e manca, ma il pallone è all'indirizzo di Podda, che la tiene giù e la aggancia benissimo, ma il pallone è uscito. Nonostante l'ottima giocata, allora Nurra subito velocizza le azioni e trova il suo compagno, il ragazzo di prima di mancino per Cocco, che però non riesce a controllarla bene e si trascina il pallone in fallo laterale, sprecato, una possibile ripartenza per la Nuorese. Ricordiamo il parziale, per il momento è di 2-0, hanno segnato Podda e Balistreri. Per la San Marco qua uno scontro fra due giocatori avversari, viene richiamato dall'arbitro il numero 9 Camba, reo di aver atterrato il suo diretto avversario Corda. Allora, qua riparte il giro palla, monotona la manovra della Nuorese, che non riesce a trovare veri e propri sbocchi offensivi, non riesce a creare vere e proprie occasioni. Allora ci prova adesso con questa palla lunga per Ragazzu, spalle alla porta, però attaccato da Porcu. Ancora Ragazzu prova a passare, chiede un fallo, comunque un calcio d'angolo, però non è stato ravvisato dall'arbitro. Allora prova a partire Podda, chiuso in fallo laterale da Nurra con un ottimo intervento. Ricordiamo che la Nuorese ha già utilizzato 2 dei 5 cambi a disposizione. Ricordiamo che i 5 cambi sono stati introdotti dalla stagione scorsa nei maggiori campionati italiani ed europei. Da questa stagione invece nei campionati minori e regionali, sia a livello nazionale sia a livello regionale, che possono essere effettuati in 5 slot diversi. Allora qua il fallo, ritorniamo in diretta perché c'è un fallo da parte dell'attaccante della San Marco, e Trini va lunghissimo a cercare il nuovo entrato Santoro. Santoro prova il tiro centrale, Galasso senza problemi, la fa sua, poi cerca Mastromarino, fa finta di cercare Mastromarino perché c'era Santoro. Adesso ritorna da Mastromarino con Santoro distratto, viene braccato allora Balistreri, cercare un suo compagno, a cercare Marungiu, attenzione con Porcu che esce palla al piede da una situazione abbastanza difficile. Qua attaccato De Soli va a commettere fallo su Camba. I due non stanno proprio facendo amicizia né in questo inizio di secondo tempo né durante il primo tempo. Porcu cerca sfogo su Idda, Balistreri di prima ma trova Nurra, stavolta cerca il numero 11 Piredda ma trova solamente Podda e soprattutto la rimessa laterale per la San Marco, battuta subito all'indirizzo di Camba che va ancora a fare a sportellate. 1-2 di Podda con Camba, ancora Camba, 3-0 della San Marco, trafitto Trini ed è 3-0. Il gol è di Camba su una disattenzione della difesa della Nuorese. Il più lesto su una rimessa laterale è il giovane attaccante della San Marco a Semini, che va a siglare il 3-0, va a prendere gli abbracci di tutti i suoi compagni. Se riparte Ragazzu dal centro del campo, ma l'arbitro fa ripetere l'operazione. Probabilmente Santoro è entrato prima nella metà campo avversaria di quando Ragazzu ha toccato il pallone. Allora qui
Corda prova a mettere ordine e la gira per Pinna. Giro palla ancora della Nuorese, attaccato. Qua Pinna da Sanna, che è costretto a mettere il pallone in fallo laterale. Adesso la Nuorese è veramente sulle gambe, mentre la San Marco ha preso confidenza, sembra sicura di sé per cancellare anche la sconfitta dello scorso turno per 3-1, soprattutto per ritornare alla vittoria. Una vittoria che ricordiamo manca dalla prima giornata contro il Bosa. Attenzione qui, ottimo ancora il pallone, sempre per Camba, contro Trini, Camba, e c'è il gol! C'è il 4-0, ancora Camba! 4-0 della San Marco. La Nuorese non sembra essere scesa in campo in questo secondo tempo. Secondo gol nel giro di pochi minuti per la San Marco. 4-0 il parziale, doppietta di Camba su un rimpallo con Trini. Riprende Ragazzo. Ancora. Prova stavolta la percussione offensiva. Pinna. Di nuovo Ragazzo. La allarga. Errando però. Esce ottimamente Marongiu da una situazione complicata. Allora ancora Marongiu. Sempre Marongiu. La allarga per Podda. Allora Podda chiede l'1-2 con Marongiu che non glielo dà, palla scodellata in mezzo. Ancora Camba però c'è una spinta. C'è una spinta ai danni di Peana. Fallo e fair play fra i due. Si danno la mano. Chiariscono. Ora Trini. La gira per Pinna. De Solis. La Pia. Adesso i ritmi sono ancora di più calati. C'è il fallo di Balistrieri su Pinna. La Pinna di prima a cercare il nuovo entrato Santoro, anticipato da Mastromarino. Qua da dietro il fallo e conseguente cartellino giallo per Peana che chiede il cambio. Si è fatto male il numero 2 della Nuorese, si avvicina alle panchine sulle gambe, quindi chiede dunque il cambio e infatti sta preparando un suo compagno. Lo vediamo in panchina, ha iniziato il riscaldamento, ha abbassato la sua rotazione Piredda, il sua rotazione Santoro. Ancora però Corda a lottare in mezzo a 2-3, perde però il pallone e Mastromarino esce in maniera ottima da una situazione intricata. Allora ancora Mastromarino col sinistro trova Manca, che viene però chiuso in fallo laterale, ma c'era ovviamente una posizione di offside, di fuorigioco dallo stesso avanti del San Marco. Infatti Trini non riparte dal limite dell'area piccola ma dal centro dell'area. Allora riprende Trini il calcio di punizione col mancino, va lungo. Prima di tutti arriva un avversario, però qua Camba messo a terra da De Solis. De Solis che non ha di certo ancora fatto amicizia con Camba. Ricordiamo, è stato ammonito per la Nuorese Peana, il numero 2, che sta anche il cambio, infatti è ancora però in campo, intensificato però il riscaldamento un suo compagno, mentre poi attenzione, allora ancora la San Marco con Podda ma in fuorigioco Podda. Allora riprende subito la Nuorese che continua a provare ad attaccare, palla lunga, c'è l'indirizzo di Ragazzu, non si capisce, col numero 11 Piredda. Allora palla facile presa di Galasso che la vinghia con le mani e la fa sua. Poi sempre con le mani Galasso lunghissimo su Sanna, a un tocco trova Manca, però
però la palla è preda ancora della Nuorese. Concorda prova a salire di giri la squadra ospite senza però trovare grandi acuti. Qua il neo entrato Santoro prova un cross, però cross che non va a buon fine. Infatti la palla è fra le mani di Galasso. Galasso che poi ancora con le mani a cercare Manca, sta facendo il lavoro sporco, attaccato sempre più frequentemente da Lapia, mentre De Solis è a uomo su Camba. Allora ancora De Solis, sempre su Camba. La gira per Podda che a sua volta ha visto il suo compagno fa partire il cross, la lascia passare De Solis e chiude tutto Peana. Allora ancora però la San Marco con Mastromarino, può caricare il sinistro, Mastromarino lo fa girare, palla che però si spegne. No, non si spegne perché tocca la bandierina e rimane in campo. Allora Trini lunga ancora a cercare Cocco che la mette giù e punta Sanna. Cocco poi la gira per numero 24. C'è il fallo della San Marco. Qua esce il numero 2 Peana e al suo posto dentro entra un altro terzino destro per la Nuorese che continua a utilizzare il 4-2-4. Entrato numero 14, entrato Nurra al suo posto. La palla lunga a cercare Cocco dalla punizione precedente. Allora ancora Cocco che col mancino prova a metterla in mezzo, la traversa, stava per beffare Galasso, che per sua fortuna palla che scheggia la traversa. Allora è calcio d'angolo, il primo della partita per la Nuorese, battuto subito con la palla per Corda che prova il cross sul secondo palo a cercare Ragazzu che però sconsolato apre le braccia. Larga le braccia Ragazzu sconsolato, non gli stanno arrivando molti palloni giocabili. Ancora la San Marco si prende tutto il tempo che può per battere questa rimessa dal fondo. Palla lunga ma sbagliata che si spegne in faro laterale. Allora Cocco per Nurra affinché possa riprendere velocemente il gioco. Allora Nurra per il numero 4 Corda. La Corda ancora per la punta Piredda. Adesso sono invertiti Piredda e Cocco. Prima Cocco era centrale affiancando Ragazzo, adesso la punta di sostegno la fa Piredda. Qua Camba attaccato ancora da De Solis, altro fallo di De Solis che sta rischiando molto perché è il quarto intervento falloso sempre su Camba. Adesso si parlano i due. Ancora De Solis contro Camba. Ancora De Solis, stavolta cade lui, il cross verso Podda, anticipato però dalla Pia e allora prova a ripartire con Santoro. Santoro che si propone, la gira per Corda che non gliela ridà, ma la gioca su Pinna. Pinna allora la allarga per il capitano Cocco. Cocco che viene a giocare in mezzo al campo. Tutto a destra Cocco. La gira per Ragazzu. Palla però sporcata e allungata in fallo laterale da Peana che si è ripreso benissimo dal duro scontro che l'aveva costretto ai box per qualche minuto. Ghiaccio spray è servito. Allora Cocco ancora Cocco prova il tiro. Habib si sostituisce a Galasso e allora può ripartire la San Marco in 3 contro 2 e su un 2 contro 3 sono di più. Attenzione, il colpo alla testa, quindi l'arbitro è costretto a fermare il gioco. Si sono scontrati due giocatori, è rimasto però a terra la Pia. Si sono scontrati Camba e la Pia. Stavolta non era De Solis in marcatura. Ma la terra probabilmente ci sarà, dovranno entrare i sanitari, infatti eccoli qua, vanno a sinciarsi delle condizioni
La Pia. Colpo alla testa, ovviamente sta anche uscendo sangue. Al numero 5 della Nuorese. Che ne approfitta anche per dissetarsi. Si disseta anche Corda. Giornata molto calda nonostante il vento, giornata molto umida soprattutto. Qui fair play perché si disseta anche il numero 11 della San Marco Manca. Quattrini dà indicazioni ai suoi compagni. Marino richiamato molto spesso da Galasso, che ricordiamo lui non è un terzino, lui nasce come esterno alto d'attacco. Trini lungo a cercare proprio Santoro. C'è Habib in anticipo, però qua chiede la Pia di rientrare, però l'arbitro non è dello stesso avviso, non lo fa rientrare. Allora ora sì, attenzione, Camba attaccato ancora dal numero 4 Corda. Ancora Camba che sta andando veramente a duello con tutti, prendo botte contro chiunque si vada a scontrare, però si rialza sempre. De Solis, Corda a smistare per il suo compagno. Allora ancora sull'auto di sinistra prova Cocco. C'è un cambio fra le fila. No, c'è il cooling break con l'arbitro che permette ai giocatori di dissetarsi. Una giornata, come ho già detto precedentemente, molto calda. Trini va a raccogliere le sue cose prima di camminarsi verso la panchina. Sta riscaldando il secondo portiere della San Marco Semini, Munni. Potrebbe fare il suo debutto quest'anno. Vediamo. Il Castiadas nel frattempo ha perso 1-3 contro l'Atletico Uri, ormai vincitrice del campionato di eccellenza, questa ripresa campionato di eccellenza. Vedo comunque cambi né da una parte né dall'altra per quanto riguarda le due squadre. Ricordiamo che la Nuorese ha già utilizzato 3 slot per i cambi. Sono entrati Nurra al posto di Peana, Santoro e poi Pinna al posto di Usai. Riprende adesso la partita. Comunque quando riprende la partita vediamo che sta riscaldando anche il secondo portiere della Nuorese. Nell'una e nell'altra squadra ha qualcosa da chiedere a questo campionato, quindi ovviamente i ritmi sono abbastanza blandi. Intanto entra il numero 18 Oggianu per la Nuorese ed esce il numero 11 Piredda, quindi cambia ancora una volta in attacco la Nuorese per cercare più fantasia lì davanti. Sempre col 4-2-4, modulo che ha usato fino all'uscita, dall'uscita di Usai. Riprende la partita, palla spazzata ma rimane in zona pericolosa per la San Marco, che esce comunque palla al piede, trattenuta vistosa su Podda, ma l'arbitro applica la regola del vantaggio perché la palla c'è ancora la San Marco con Manca che prova a far correre il suo compagno Podda, messo a terra, e ammonizione per il numero 4 per Corda. Mi viene ammonito Corda. L'altra ammonito in questa partita è Manca per un fallo a tempo scaduto sull'appena ammonito Corda.
riprende adesso le operazioni. La San Marco, palla lunga a cercare Camba, ancora una volta De Solis. Aspetta su di lui, ma la palla è ancora preda dei giocatori della San Marco. Allora, Santoro prende il pallone, riprende, farla girare. Attaccato qua Pin in scivolata, il pallone che però rimane fra i piedi dei giocatori della Nuorese. No, non trova più il contatto visivo col pallone Pin, ce l'ha subito invece numero 9 Camba, che prova a imbastire un'azione offensiva. Allora Ragazzu la mette giù benissimo, poi la gira, chiede l'1-2 e lo ottiene, attaccato da Habib. Ragazzu, Habib si distende e va a fermarlo. Allora qua Marungiu lungo a cercare, a trovare soprattutto Manca, è stato ammonito. Allora qui l'1-2 cercato, il pallone che però arriva a Camba, che punta, Camba ancora in aria, Camba ancora a cercare il terzo gol, la tripletta personale. Niente da fare però, allora prova a ripartire con Cocco, fermato da Mastromarino, il pallone che viaggiava all'indirizzo di Santoro. E allora attenzione qui a Manca, che prova a saltare il suo diretto avversario, ovvero sia la Pia, che lo ferma. Allora palla ancora per Ragazzu, capocannoniere con 12 gol, ma oggi si è visto veramente poco. Allora qua Santoro a cercare, a trovare ancora Ragazzu contro Habib, lo ubriaca di finte, ma Habib è sempre lì. Allora Ragazzu ci prova, palla troppo debole sul primo palo, non può arrivarci nessuno se non Galasso, che la chiama e la fa sua e fa ripartire subito Idda d'esterno, bello per Camba. Allora Camba che però preferisce ritornare indietro, preferisce ritornare da Sanna, sua volta la gira per Porcu, per Habib, gliela chiama Mastromarino, Habib lo serve, palla che prende un ribalzo strano, ma Mastromarino comunque riesce a tenerla lì. Allora Habib ancora, tanto ci sono i cambi, esce il numero 1 Trini ed entra, fa il suo esordio l'ex settore giovanile del Cagliari, Carta. Poi esce il numero 3 per la San Marco Assemini Marungi, entra il numero 20 Medda. Queste le due sostituzioni. Quindi tra Medda per il numero 3 Marungi, Porcu ancora prova ad andare incontro, qua il ragazzo prova anche a svegliare, a scuotere i suoi, andando lui stesso in pressing. Mastromarino, dopo uno scambio con Habib, ha tutto il campo davanti a Mastromarino, gli si fa incontro alla Pia, ottimo, il pallone in mezzo per Camba, ancora Camba! La tripletta e Carta subito bucato, incolpevole, però sul gol ha fatto quel che poteva ed è 5-0 per la San Marco Assemini. Camba tripletta che sì, dovrebbe, ma non credo, portare a casa il pallone. Quindi 5-0, ha segnato, ricordiamo, Manca, tripletta di Camba e su punizione Balistreri. Altro cambio per le fila della San Marco Assemini, esce il numero 1, il portiere Galasso, e al suo posto dentro il numero 12 Munni. Applaudito sia Galasso che il ragazzo della San Marco. 5-0 il parziale, lo ricordiamo, parziale durissimo per la Nuorese, che nelle ultime 2 partite ha preso 9 gol e ne ha segnati per il momento solamente 3. Infatti anche la scorsa finita fra le mura amiche è arrivata la sconfitta per 3-4 contro l'Ossese. Giro palla sempre abbastanza blando, sembra abbastanza sterile della Nuorese, che poi prova a trovare sbocchi sulla fascia, senza però grande risultati, dato Cocco per
Corda. Cocco, lunghissimo a cercare Ragazzu. Habib anticipa anche Monni che l'aveva chiamata e aveva fatto bene perché alle sue spalle stava arrivando Ragazzu. Qua scambio 1-2 fra due giocatori della San Marco. Allora ancora Medda che ci prova senza però grandi risultati. Tanto Corda la allarga per Ragazzu contro Mastromarino, se ne va, una finta 2 volte ancora Ragazzu che stavolta sbaglia, però se la tocca prima col sinistro e poi non riesce a ritoccarla col destro. Allora Medda, Habib sbaglia però, ci prova ancora la Nuorese, senza però grandi risultati, ha masticato il pallone. Numero 16 Oggiano, 1-2 e poi sbocco sulla destra per Nurra. Ancora Santoro che prova ancora a cercare Nurra senza fallo. Ragazzo disperato, non si capacita di come possa stare avendo una disfatta del genere per la Nuorese. Habib, Balistrieri, ancora Habib, si fa vedere Medda, però la gira invece per Mastromarino che punta. Corda che ricordiamo è già ammonito, quindi non può neanche entrare in tackle. Allora Habib dopo il passaggio di Medda ancora trovare Mastromarino, ottimo però giocatore della San Marco qua, Mastromarino con esperienza su Santoro che poi va con la spallata a commettere fallo e viene redarguito, viene richiamato dall'arbitro il giovane giocatore. Altro doppio cambio per la San Marco, esce il numero 11, esce Manca, applausi per lui, e al suo posto entra il numero 18 Abis. Poi il secondo cambio non viene effettuato subito, invece sì, perché esce l'autore del gol che ha sbloccato la partita, Podda, è al suo posto dentro numero 19 Scalas. Riprende la partita con Habib che la gira subito per Camba, però è in fuorigioco. Mastromarino chiede, l'arbitro chiede a Mastromarino di lasciare il pallone dove l'ha trovato. Mastromarino con qualche rischio perché poteva essere ammonito, comunque ubbidisce. Tanto qua prova a entrare numero 4 Corda, allora, riprende con De Solis e la Pia ancora per Nurra, numero 14 prova il cross, cerca Ragazzu di prima di sinistro, la mette al lato ma grazie a Tobondi, ma giocherà fermo per una posizione di fuorigioco del numero 9 della Nuorese. Attaccato alle spalle Medda con Habib, prova il disimpegno. Allora ancora Balistrieri di prima a cercare Abis, palla che rimbalza ed è facile preda della Nuorese. Qua non riesce a far filtrare il pallone, palla lunghissima ancora, l'indirizzo di Camba che si porta avanti il pallone, ancora il numero 9 volta fa la sponda per un suo compagno, ci prova alto sopra la traversa, provato col mancino a giro senza però trovare lo spicchio della porta. Carta tira un sospiro di sollievo, palla che si spegne abbondantemente al lato. Chiedono tutti di lanciare palla lunga, ma Carta, così come il suo collega Trini, gioca con i due. La girate allora ancora 1-2 fra Scalas e il suo compagno. Allora palla lunga in mezzo, ma trova l'opposizione di Lapia. Idda la mette giù col petto, ne salta uno, poi sbaglia e trova Cocco che poi prova a partire. Ancora Cocco
accerchiato da solo maglie bianche, allora prova ad andare da solo e la allarga per Santoro. Santoro che punta Mastromarino, riesce a passare ancora su Habib, non riesce invece a passare qua. Il fallo commesso da Santoro ai danni di Habib, l'affoga per recuperare il possesso della sfera. Monni si incarica della battuta di questo calcio di punizione. Si è preso qualche metro il portiere della San Marco, comunque chiede tutti lunghi e va a lungo lui stesso. Salta Camba, che trova alle sue spalle, però solo la Pia, palla carambola che gli consente proprio ancora di prendere il possesso del pallone. Uscito. Qua Pinna. Ancora a districare. Numero 4 della San Marco, Balistreri, che trova Camba, che svolta in profondità, prova a seguire il suo compagno, chiusura ottima da parte del giocatore della Nuorese, poi palla lunga, a trovare Santoro. Qua ricordiamo che è già ammonito Corda, che è entrato in maniera un po' scomposta, e poi la Pia va lunghissima a cercare il ragazzo, Carta la chiama, Monni la chiama e la fa sua, tutto a rosso. Portiere della San Marco, anche le scarpe. Prova allora la Nuorese con orgoglio comunque imbastire un'azione d'attacco, viene messo a terra Corda. Il fallo è di Medda, poi subito prova il tiro, addirittura da lontanissimo, palla che comunque rimane fra i piedi dei giocatori della città di Nuoro. Allora ragazzo prova, se lancia 1-2, va a terra, non c'è nulla per l'arbitro, non protestano neanche i giocatori della squadra ospite. Non protesta neanche troppo ragazzo. Allora si riparte con Corda a cercare ancora ragazzo. Monni la chiama e la fa sua, poi la gira per Habib. La Nuorese che ha un po' rinunciato a giocare, invece la San Marco si trova nella condizione di non dover per forza forzare la giocata, e qua c'è il fallo di la Pia su Balistreri, poi Mastromarino. Qua Monni predica calma, Habib, ancora Mastromarino. Ancora Mastromarino, cerca e trova, benissimo, Abis, ancora Abis, ancora Abis. Il tiro e la parata di Carta chiude la porta in faccia al numero 18 Abis ed evita un 6-0, che è un risultato durissimo per la Nuorese. Tirato alle spalle qua Corda, forse con un fallo applica la regola del vantaggio all'arbitro. Ora Cocco che addirittura è andato a centrocampo, lui che ha iniziato la partita da punta, poi si è spostato sull'auto di sinistra e si è addirittura a centrocampo ad aiutare la squadra a ritrovare un minimo di ritmo. De Solis, Cocco, l'apertura verso la Pia. 1-2 con Corda che cerca senza trovare, però Nurra, allora Mastromarino davanti al suo diretto avversario, e qua invece attenzione perché Nurra ritrova il pallone, ragazzo anticipato da Habib, ma c'è un fallo dal limite dell'area per la Nuorese, che può provare a segnare il gol della bandiera, e difficilmente la partita potrà essere recuperata dalla squadra di Nuoro, dalla squadra verde-blu. Sono in due sul punto di battuta, Pinna e Ragazzo. Ora Pinna se ne va e lascia al capocannoniere del campionato la palla. Dunque sono 4 in barriera per Monni, che vorrà tenere la porta inviolata ancora. Ragazzo
palla alta, non di molto sopra la traversa. Monni comunque sembrava essere sulla traiettoria. Palla che esce, è stata data indicazione del recupero. 3 minuti addizionali. Camba, però c'era un fallo precedentemente segnalato dall'arbitro, un fallo di Sanna che si lamenta con l'arbitro. Monni richiama Balistreri, palla subito giocata all'indirizzo di Ragazzu che vuole provare a siglare il suo 13° gol, ma la controlla secondo l'arbitro con la mano, e allora calcio di punizione e palla ancora alla San Marco. Monni cercato Mastromarino, ha fintato di cercare Mastromarino, invece va lunga a cercare il suo compagno Abis che la tiene, viene anche tenuto da Nurra qua, poi tira non in maniera volontaria la palla addosso a Mastromarino. Medda la gira per Balistreri, Balistreri per Habib, ancora Habib, sempre per il numero 20 Medda che l'apre molto bene per Balistreri, e allora ancora gioca due praticamente a centrocampo, c'è Medda attaccato alle spalle da Pinna, chiusura e prova a partire, attenzione qua Ragazzu, doppio passo e non riesce a servire il suo compagno, poi qua atterrato e ancora prova a passare. La Nuorese sempre sul lato di sinistra, si avevate tantissime azioni su quella parte, da quella parte, ma senza grande successo, e qua Porcu va a fare a sportellate con Ragazzu e vince. Sanna, dopo Medda, palla riconquistata dalla Nuorese, subito persa per cercato Ragazzu. Balistreri se ne va dalla pressione di Pinna, e allora ancora Coco che recupera il pallone, ma si avventa Porcu, e poi il numero 20 Medda cerca Abis, il numero 18, gli si fa incontro Mastromarino, prova a metterla dentro col destro, palla ribattuta da De Solis, qua Piero forse un po' alto di Medda, non secondo l'arbitro, allora Mastromarino, attenzione, fa vedere tutti perché originalmente giocava in attacco, allora ancora Mastromarino chiede un fallo di mano che però non era avvisato dall'arbitro, allora ancora forcing della San Marco, palla lunghissima, Bib arpione il pallone e si accontenta della rimessa laterale Ragazzu. Mastromarino che è rimasto nell'area di rigore avversaria a terra dopo uno scontro con un suo compagno, e finisce così. San Marco a Semini batte il Nuorese 5-0, tripletta di Camba, gol di Manche e Balistreri. Noi ci vedremo la stagione prossima. Un buon saluto, buona serata dal comune di San Biagio di Villasor.